Allora un'autobiografia completa e per quanto riguarda il curriculum vitae e per quanto concerne l'attività sindacale, politica, umanitaria. Francesca Currieri non ha perso tempo, si è impegnata a tempo pieno sia per la famiglia che per la società ed ha avuto come scopo precipuo, sempre e dovunque, la difesa dei propri ed altrui diritti, in particolare quelle delle donne. E difatti il problema fondamentale è quello, diciamo, della donna oggi. Ecco, essere giornalisti oggi non è cosa facile. Essere giornalista donna oggi forse è ancora più difficile. Ecco, io volevo dare la parola proprio a Francesca Currieri proprio su questo fatto, ecco, sul rapporto donna-giornalismo e quindi autobiografia, perché in pratica il suo volume è un volume autobiografico. Potrei avere accanto a me il sindaco di Partinico, perché sì. Perché poco fa è stato detto che di solito le istituzioni non sono favorevoli, diciamo, alla cultura, quantomeno non danno la spallata alla cultura. Il fatto stesso che il sindaco di Partinico non è che perché mi fa simpatia, è un fatto obiettivo. Il sindaco di Partinico in una giornata così calda da Partinico viene a Verdella è una dimostrazione che lui nella cultura ci crede. Se ha seguito la sua concittadina per dare un plauso a questo mio premio, io ringrazio il convivio, ringrazio la giuria che mi ha premiato, allora questo per me è importante, perché da questa Chiesa deve partire un messaggio forte. Qualcosa può cambiare, le istituzioni possono cambiare. Io vedo qua anche il vice sindaco, non lo conosco, ma il fatto stesso che è presente a questa manifestazione, ciò significa che la cultura può dare una svolta di cambiamento e io in questo ci credo. A proposito di donne, del rapporto tra giornalismo e donna, bene, io qualche giorno fa, perché purtroppo stiamo facendo dei corsi di aggiornamento, ma per tutti, anche per quello della RAI, per assommare dei crediti in modo tale che resta il tessierino. Nonostante, dico, l'esperienza mia giornalistica di 30 anni, non è da poco, sono direttore di un'emittente televisiva TV7 e mia figlia è responsabile del TG Rosa. TG Rosa perché? Perché noi col TG Rosa vogliamo trasmettere valori, e lo stiamo facendo, non perché riguarda solo le donne, ma perché riguarda e parla di valori. Allora, dicevo, questo corso di aggiornamento dal tema come raccontare un fatto di femminicidio. Non è facile per un giornalista raccontarlo. Per esempio, un caso di una donna morta a San Giuseppe Jato, per fare, dico, un esempio pratico. È morta questa donna, dopo 2 giorni un giornalista raccontava che questa donna aveva l'amante, eccetera, eccetera. Quindi non si pensa più alla morte, ma si pensa, io lo dico anche da giornalista, non l'avrei mai fatto, devo dire, perché nella notizia bisogna scavare. Se una donna muore, al di là di quello che c'è dietro. Quindi non è facile. Il premio, adesso andiamo al premio, so che devo sintetizzare. Per me è importante questo premio, soprattutto per l'attività giornalistica. Dico, non è la mia professione perché faccio l'avvocato in una società per azione, ma il premio giornalistico come donna, soprattutto per l'autobiografia, mi dà il coraggio e la forza che ce la possiamo fare le donne, senza volere niente agli uomini. Comunque grazie per il premio, grazie alla giuria. Allora, io vi devo intanto ringraziare per aver dato questa possibilità a una nostra concittadina partinicese. Io ho fatto più di 300 chilometri per venire qua, ma fondamentalmente per seguire una cittadina che lo merita, perché oltre a essere una giornalista è una cittadina che merita. Io gliel'ho promesso che avrei fatto tutti questi chilometri per venire fin qui.
È stato un viaggio un po' faticoso col caldo, però ne valeva la pena, anche perché ho potuto apprezzare i paesaggi, il bel paesaggio che qua c'è sull'Etna, e quindi sono contentissimo di essere qua. Vi ringrazio e complimenti, e continuate su questa strada. Bisogna spendere tanto sulla cultura. Le amministrazioni hanno grosse difficoltà, ma se si collabora, è quello che ho sempre detto io, secondo un principio di partecipazione attiva, facendo il cittadino partecipe dell'amministrazione della cosa pubblica, si può raggiungere tanti risultati, e questo è l'obiettivo che io ho portato avanti in questi anni. Sono al secondo mandato, per cercare di coinvolgere tutti, i privati, anche iniziative culturali, perché il pubblico per le difficoltà economiche riesce a malapena a organizzare le cose minime nelle città, ma se si coinvolgono i privati, gente di buona volontà, costruendo insieme, non ognuno con la propria parte, con le proprie energie, ma mettendo insieme tutte le energie che ognuno possiede. E se tutti noi ci mettiamo in gioco e riusciamo a fare qualcosa per ogni singola comunità, sicuramente raggiungeremo quegli obiettivi che sono la cultura, ma anche il miglioramento della nostra società. Grazie a tutti voi. Viva il convivio! Importante anche la presenza e soprattutto, ecco, il tenersi partecipe e tener partecipe alle attività. Ecco, io per questo volevo ringraziare il vice sindaco che a titolo di amicizia, lo avevo detto all'inizio, a titolo di amicizia è qui perché ci lega un'amicizia tentennale. Infatti la nostra manifestazione non ha sponsorizzazioni pubbliche, non ha partecipazione da parte del comune, proprio perché diciamo, ecco, un po' le istituzioni a volte sono un pochettino distanti, ma noi cerchiamo di fare ugualmente e ringraziamo tutti coloro che collaborano con noi. Appunto per questo volevo ringraziare il vice sindaco Concetto Stagniti per la sua presenza, e quindi anche il sindaco di Partinico per la sua presenza, oltre alla poetessa, alla scrittrice, giornalista che ne ha dato l'occasione. Grazie. Insieme consegnare questa coppa a una giornalista che giorno per giorno lotta non solo per la libertà di stampa, ma anche per la difesa dei diritti, non solo come giornalista ma anche come avvocato. Grazie. Il primo premio per il racconto era Francesco Pileci. Francesco Pileci ha partecipato con Mio e Cosa Nostra, e un racconto particolare, un racconto di esperienza, di vita che ci collega ad una delle tematiche più, diciamo, scottanti della Sicilia. Francesco Pileci. Da questo racconto nasce, io sono stato ispirato dall'associazione anti-racket di Borgetto Partinico, quindi Partinico, che è nata 2 anni fa nel territorio di Partinico e di Borgetto. Un'associazione che si chiama Liberiato. Sono stato ispirato da questo racconto. Voglio il sindaco accanto a me perché lui ha intrapreso questo cammino con l'amministrazione comunale insieme alla nostra associazione, ci ha sostenuto sia come sindaco, come amministrazione comunale che come cittadino, e quindi siamo qui. È nato questo racconto che rispecchia tantissimo la realtà. C'è tanta fantasia, ma c'è soprattutto tanta verità. Quindi passo la parola anche al sindaco. Grazie. È un compito arduo oggi, anche perché con Francesco, ha detto benissimo, si è lavorato insieme per costruire un'associazione anti-racket nel territorio partinicese, che è vicino a Palermo, alle porte di Palermo, dove era il luogo dove c'era la famiglia mafiosa dei Vitale Fardazza, che la Franco, un partinicese che ha detto no fortemente ai loro soprusi, e abbiamo iniziato un percorso con gli imprenditori costituendo l'associazione anti-racket, e abbiamo fatto la sede in un bene confiscato alla famiglia Fardazza.
Le abbiamo fatto la sede anti-racket intitolandola Giuseppe La Franca, proprio per dare un segnale forte di forte cambiamento che parte dalle istituzioni, ma insieme col mondo dell'associazionismo e con tutti i cittadini, perché solo in questo modo, rimanendo tutti uniti, si possono raggiungere quegli obiettivi e distruggere quella subcultura mafiosa, perché io non la considero una cultura, la mafia, ma una subcultura, e solo in questo modo si può raggiungere questi risultati. E gli scritti di Francesco danno uno spaccato di quello che succede nella nostra terra, mettendo un po' di fantasia, come ha detto lui, ma anche con fatti vissuti direttamente per raccontare quello che rappresenta la nostra terra. Abbiamo un cambiamento, la gente sta rispondendo, tanta acqua sotto i ponti è passata, ma bisogna fare ancora tanto, e se continuiamo su questa strada sicuramente la gente per bene riuscirà a sopraffare la gente che vuole il male, cioè la mafia. Da Partinico a Catania per il premio Pensieri Inversi organizzati dall'Accademia Internazionale Il Convivio per rappresentare Partinico e i suoi concittadini. Sì, è un premio bellissimo, partecipato da tanta gente, ma non solo della Sicilia ma anche d'Italia, perché sono stati premiati tanti ragazzi, tante persone che si cimentano nell'arte della poesia, non solo. Relativamente all'aspetto campanilistico si è premiato la dottoressa Corrieri, l'avvocato Corrieri, che ha preso il premio giornalistico. Sono venuto qua, gliel'avevo promesso, anche perché si deve essere orgogliosi che una cittadina partinicese venga premiata. E poi anche Francesco Billeci, è stato premiato lui con il suo scritto, un cittadino anche partinicese, possiamo dire d'adozione, e quindi sono doppiamente contento di questo risultato, di essere venuto qua a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questi due autori. Da Partinico a Catania per il premio speciale per l'attività giornalistica con il libro edito Non farti rubare i tuoi diritti. Una grande soddisfazione. Una grandissima soddisfazione, anche perché spesso si dice che si scrive per se stessi. È vero, io questo libro l'ho scritto per me stessa, l'ho dedicato alle mie figlie, ma la sua divulgazione ha avuto un plauso che non mi aspettavo. Essere premiata in un'accademia come il Convivio col premio speciale per l'attività giornalistica mi dà la forza e il coraggio di andare avanti, perché le donne ce la possiamo fare. Bene, le hanno chiesto come accomuna il rapporto tra donna e giornalista. È possibile farlo? È possibile, certo il lavoro di giornalista non è un lavoro facile, come è stato detto anche dall'organizzatore, perché raccontare dei fatti di cronaca soprattutto e dei fatti che riguardano le donne, mi riferisco alla violenza, mi riferisco al femminicidio, non è facile. Occorre grande sensibilità, grande rispetto per se stesse e per le altre donne. È anche importante, quindi il messaggio principale è quello di divulgare anche la cultura. Divulgare cultura, come diceva Ignazio Buttitta, è importante, perché far entrare nella mente di ognuno di noi un raggio di luce dà la possibilità di fare asciugare, come diceva Buttitta, l'umido dell'ignoranza. Io voglio aggiungere un'altra cosa, voglio dedicare questo premio sia alle mie figlie, ok, ma ho dedicato già il libro, ma lo voglio dedicare a mio marito che mi segue in questa avventura. Tra me e la cultura c'è anche mio marito. Oggi l'Accademia Internazionale Il Convivio l'ha premiata con il racconto Io e Cosa Nostra. È stata una grande soddisfazione ricevere il primo premio.
Certo, è un racconto, sono stato ispirato dall'associazione Antiraccket in cui rivestivo la carica di presidente, è un racconto che si distingue tantissimo per il messaggio di legalità che viene lanciato. Qual è questo messaggio? Il messaggio di legalità è quello di non pagare il pizzo, di ribellarsi, di denunciare, e questa è la prima cosa. È un racconto che rispecchia tantissimo la realtà di oggi, è un po' di fantasia e c'è anche un po' di verità, diciamo ispirato dall'associazione Antiraccket e da alcuni fatti, dal percorso che abbiamo intrapreso in questi anni. Ma secondo lei si può cambiare? Qualcosa si sta accendendo negli animi delle persone? Certo, il percorso è iniziato da 3 anni, tanta gente si rivolge a noi per denunciare e si spera sempre che si vada sempre avanti in questa non avventura, percorso che diciamo le cose vanno, la sensibilità della gente sia sempre in continuo sviluppo per denunciare sempre. Bene, lei a chi dedica invece questo premio? Io veramente l'ho dedicato a Giuseppe Lafranca, vittima di mafia, perché mi è venuto subito di pensare a lui, anche perché la storia in questo racconto, diciamo, io narro la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di denunciare, e Lafranca l'ha fatto ma è stato ucciso, e quindi lo dedico. Come esempio di legalità? Sì, come esempio di legalità, infatti. Oggi la premiazione del concorso organizzato dall'Accademia Internazionale Il Convivio, le istituzioni accanto alla cultura. Sì, è importante che le istituzioni stiano accanto alla cultura, perché la cultura può essere moderna ma è la storia del paese, la storia del paese serve a far vivere una modernità migliore per dare un futuro migliore ai nostri figli, ai nostri giovani. Quindi basta crederci e si può cambiare? Sicuramente sì, basta crederci, perché credere è volere, quindi se si vuole si può. È una grande soddisfazione per tutti i premiati. Sicuramente sì, una grande soddisfazione per tutti i premiati. Io in modo particolare ringrazio ancora il professore Manitta che mi ha invitato, al di là della carica politica che ho a livello personale, ho passato 3 ore meravigliosamente bene insieme alla cultura. Oggi la premiazione del concorso internazionale è organizzato dall'Accademia Il Convivio. Lei è una delle organizzatrici. Come è andata e perché è nato? Allora, il premio praticamente è nato circa 14 anni fa e le prime edizioni praticamente la manifestazione si faceva a Roma. Dopodiché un pochino abbiamo riflettuto, abbiamo pensato invece di portare proprio il premio a Verzella, dove è comunque la sede del convivio, per dare anche, diciamo, una svolta diversa, perché il nostro obiettivo non è solo quello di promuovere gli autori, i partecipanti, sicuramente questo è una cosa molto importante per noi, ma anche valorizzare la zona dove viviamo, perché ci sembra un po' strano che andiamo a valorizzare città e cittadine che ormai hanno, diciamo, il loro prestigio ed escludere invece una zona che ha tanto da dare ma che comunque è sempre in periferia. Oggi è la seconda edizione per quanto riguarda Verzella, siamo molto contenti perché abbiamo visto una bella partecipazione, la gente era molto, diciamo, contenta anche perché si vedeva la partecipazione, e poi il nostro scopo è quello, perché l'anno scorso è nato anche il museo etnografico, quindi contribuire anche a far conoscere quelle che sono le tradizioni, l'economia, il passato, diciamo, storico di questo luogo, che soprattutto era il luogo di villeggiatura dei grandi ricchi proprietari di Castiglione. Ecco perché comunque il prossimo anno sicuramente ripeteremo ancora l'esperienza, perché vogliamo sempre sponsorizzare quello che abbiamo e dove viviamo. Lei è una giornalista, oggi è stato anche attribuito un premio per l'attività giornalistica, appunto. Sì, oggi diciamo che è la prima volta durante le nostre manifestazioni, soprattutto concorsi,
che diamo un premio a dei giornalisti. Siamo molto contenti nel dare il premio alla Currieri perché in effetti ha scritto un saggio molto importante toccando soprattutto i punti cardini di quelle che sono le difficoltà giornaliere dei giornalisti, ma soprattutto delle donne, delle donne giornaliste. Quindi questo per noi è una cosa molto importante e sicuramente speriamo che il prossimo anno altri giornalisti potranno portare la loro voce e le loro testimonianze. Oggi la premiazione, quindi una tappa importante per questo concorso. Lei è il presidente della giuria, è stata un'impresa ardua, immagino. Senz'altro, ardua soprattutto nella scelta, non siamo tutti, non vediamo tutti gli elaborati, abbiamo dei settori. È stato molto difficile perché le opere presentate effettivamente erano valide, quindi alla fine dovendo fare una cernita, perché non tutti possono vincere, c'è la difficoltà del punteggio, perché abbiamo un punteggio da dare, e per avere un'idea si legge, si rilegge, si vede come come nascono anche queste opere, ma soprattutto lo stile. Io veramente vado molto sullo stile e sul come si espone, come si scrive in italiano, perché oggi non è più così. La difficoltà è, come dicevamo prima, quella di dare un giudizio. Non è bello dare un giudizio, è bello esprimere un'emozione. È la prima cosa che noi cerchiamo nelle opere, è l'emozione. A volte prima ancora di vedere come è scritta, c'è una sensazione piacevole che ti prende e già quella è una prima cosa. Oggi arriviamo al culmine di questa grande esperienza, la premiazione appunto di tutte queste opere. È stata difficile organizzare? Certo che è stato difficile organizzare per tanti motivi. Primo per il grande numero di partecipanti dei quali è stata fatta una selezione oculata con una giuria composta da decine di persone nelle varie sezioni. E poi la cosa più difficoltosa è il fatto che ci troviamo in periferia. Questo ci crea qualche problema perché la gente, non tutti sono forniti di macchine, quindi questo ci crea. Ma l'organizzazione, la difficoltà nell'organizzare è anche poter raccogliere, contattare i vari poeti, i vari artisti che da tutte le parti d'Italia vengono e si raccolgono in un paese così piccolo. Ne sono venuti anche dal Brasile, infatti abbiamo avuto un poeta brasiliano che è stato premiato oggi qui e che era il comandante della flotta del Brasile, quindi anche persone di un certo livello vengono al nostro premio. Quindi tutto è andato bene, una grande soddisfazione. Tutto è andato bene, è chiaro che tutto questo comporta delle spese economiche, noi non abbiamo, e questo ci teniamo a sottolinearlo, non abbiamo contributi da parte degli enti pubblici, ma è soltanto la nostra organizzazione culturale, l'Accademia Internazionale Il Convivio, che è un'associazione culturale internazionale, perché noi abbiamo grandi presenze, forti presenze non solo in Italia ma anche e soprattutto in Brasile, in Romania, in Francia, in Spagna, ultimamente anche nell'isola di Cuba e siamo collegati anche con diversi docenti universitari perché noi pubblichiamo 2 riviste internazionali dove vengono pubblicate opere anche nelle loro lingue, quindi in spagnolo, in portoghese, in francese, in inglese e così via. Poi abbiamo una rivista di approfondimento, culture e prospettive, a cui collaborano diversi docenti universitari o comunque studiosi, non solo italiani ma anche stranieri. Perfetto, nome e cognome e ruolo organizzatore. Io sono Angelo Manitta, sono il presidente dell'Accademia Internazionale del Convivio e anche il fondatore, ma io ci tengo a precisare che tutta questa organizzazione è retta anche da Enza Conti, che è la giornalista e la direttrice delle riviste perché appunto è iscritta all'albo, ecco, è importante anche questo.